Scatman's World. Ciao a tutti dal comandante veneziano, MotoGP08 ragazzi, continuiamo la carriera. Siamo alle Mans, qualificazioni un po' di merda, è un circuito che non conosco ma per la gara prevedo cose positive. Andiamo raga, previsto sole, Alice Grand Prix of France, Le Mans, 125, vai raga, andiamo a dominare, partiamo 27esimi su 35, vai ragazzi, partenza meravigliosa del comandone, il comandone deve fare punti per cercare di andare su una moto più competitiva e vincere sta benedetta 125 e andare in 250, categoria bellissima a mio parere. Mamma mia, partenza subito incredibile del comandone, mamma mia che partenza del comandone, ma rischia, adesso rischia un po' il veneziano, ma si salva, grande comandone. Siamo già 11esimi, circuito molto veloce Le Mans. Attenzione, prova la curva molto all'interno, qualche rischio, ma il comandone c'è, derapatone del comenda. Intanto Corsi si candida a vincere il mondiale in 125, attenzione un po' largo qua il comandone, ma mantiene la nona posizione. 3 giri da paura Le Mans. Staccatona veneziana, staccatona veneziana, il comenda è ottavo. Vai comandone veneziano. Davanti a noi 7 piloti obesi che devo superare a tutti i costi, attenzione. Purtroppo la mia moto è una merda, lentissima. Già fare punti è un miracolo ragazzi. Niente da fare, niente da fare. Questa è la lotta in questa gara, dobbiamo lottare per la nona posizione. Dai comandone, devi rischiare tutto per tue bandiere gialle. È caduto Lasser, lassativo è caduto. Bella curva questa, il veneziano sta veramente dominando con curve sensazionali. 11esimo posto per il veneziano, dobbiamo arrivare almeno noni. Purtroppo la moto del comandone è una merda. Guarda che roba, mi sgarano di brutto, attenzione. Questa è una curva molto delicata. Qua il comenda dimostra che il motociclismo è arte allo stato puro ragazzi. La Ayrton Senna delle moto. Ecco qua invece sono il coglionazzo delle moto. Dai, con la moto più veloce posso fare il risultato, cazzo. All'interno, grandissimo comandone, spettacolo puro a Le Mans, spettacolo puro. Ma si lamenta il comandone, manda a cagare un pilota. No ragazzi, me lo godo. Qua sbaglio qualcosa però. Grande comandone che si incazza con tal Maxi contro questo frociazzo obeso. Dai, spingi cazzo. Gara meravigliosa, gara ricca di colpi di scena, tanti sorpassi, il comandone si riavvicina, sulla carta possiamo arrivare anche settimi, tanto Corsi sta dominando, attenzione che caduta incredibile, che caduta incredibile, Espargaro è caduto e si è frantumato il cazzo, ok, mamma mia che caduta in diretta ragazzi. Mamma mia che roba, che gara, però ragazzi questo gioco è divertentissimo e ho visto che è molto seguito sul canale ragazzi, sono felicissimo, veramente non me l'aspettavo. Dai che possiamo arrivare ancora meglio se vogliamo, dai, dobbiamo osare, vai comandone, rischia con la tua classe comandiana. Questa l'ho presa bene cazzo, recupera molto. Vai veneziano che anche qualche punto è fondamentale se vogliamo cambiare moto. Forse già a metà anno possiamo cambiare. Gadea, il piccolo Gadea. Siamo contro il piccolo Gadea. Intanto Corsi al terzo posto. Gara spettacolare qui alle Mans. La prossima in casa al Mugello voglio fare il podio, Bravo, madonna che comenda. Il
Comenda in questo periodo è più in forma sulle moto rispetto alla GP4. Dai Veneziano, dai Veneziano, dai Veneziano. Un sesto posto pesante come il culo della Bindi. Dai ragazzi, dai ragazzi. Intanto Tamax supera Gadea. Sportellate, no, non passi, frociazzo di merda. Dai che possiamo recuperare forse un'altra posizione, dai. Che se osiamo. Corsi quarto, intanto crisi percorsi. Vaffanculo, niente da fare, ragazzi, forse la perdo anche la posizione. No, non posso perderne 3. Bravo Comenda, resiste, anche il sesto posto va benissimo. Chi troppo vuole non la stringe, va bene che il secondo posto. Attenzione, mi buttano fuori, non ci credo. Non ci credo, però forse il Comenda ne risupera almeno 2. E dai che forse arriviamo settimi. E arriviamo settimi. Abbiamo perso una posizione, ma che gara ragazzi. Che gara obesa, fioi. Settimi. In classifica come siamo messi? Ottavi, a 40 punti, grande. Un Comendone proprio dominatore con questa moto di merda. Grande, grande, grande. Upgrade. Adesso mettiamo un acceleration e basta. Facciamo 2, 2, 2. Dopo sempre in 2 in 2. Perfetto. Color point 40 point. The next upgrade 10. No, non voglio. Cosa me ne frega di quella merda. Mugello, gara di casa. Il Comendone deve dominare. Ci vediamo dopo le qualifiche. Ragazzi, seconda pole position in carriera. Mugello, Mugello, una delle mie gare, ragazzi. Devo vincere in caso quantomeno arrivare a podio. Non devo cappellare. Pole position per il Comendone. Seconda pole stagionale. Dai cazzo, che se vinciamo sta gara possiamo ambire a moto più prestigiose, cazzo. Dai Comendone. Voglio dominare sta gara. Voglio la prima vittoria in carriera. L'arrabbiata, fioi. Curva storica. Dai, scappiamo via. Vai Comendone, scappa via. Con la tua classe veneziana, gondolara. Dai Comendone. C'è un po' di tensione perché mi piacerebbe vincere in casa, cazzo. La gara di casa è sempre la gara di casa. Dai Marchetto. Marchetto c'è. Marchetto c'è. Marchetto c'è. Marchetto c'è. No! Per campi, il Comendone va per campi. È caduto bianco intanto. Sì, ma ragazzi, la caduta di prima di Esperago, là, quel coglionazzo là. Una roba incredibile. Buona gara finora. Stiamo controllando alla grande. Noi possiamo fare l'impresa con una moto di merda. Con la moto della Chicco, fioi. Ma stiamo calmi, basta un errore e sei fuori. Gara abbastanza pulita del Comendone. 1 secondo e 7 di vantaggio con una moto di merda, fioi. Cazzo, però il rettilineo può essere un problema. Dobbiamo arrivare al rettilineo con un bel vantaggio perché la mia moto ha una velocità di punta veramente ridicola. Vediamo. E devo stare almeno 1 secondo e 7. Almeno 1 secondo e 7. Corsi secondo comunque. Infatti mi stanno recuperando le moto, Il rettilineo mi recupera una sbrega. Dai vecchio mio. Grande Comendone. Sta guidando in maniera splendida il veneziano. 18 anni, debutto in 125. L'obiettivo è diventare il più grande motociclista della storia. Battere Valentino Rossi. Chi cazzo era l'altro? Agostini. Merda. Qualche sbavatura qua, ho perso sicuramente secondi preziosi. Infatti non posso permettermi di arrivare vicino al rettilineo, se no mi superano. Devo stare tranquillo, fioi. Calma comendiana adesso. Calma comendiana. Cazzo, meriterei di vincere, porca miseria. No! Mamma mia.
Mamma mia, mamma mia. Sofferenza a non finire. Grande Comendone. Corsi a 1,8, guadagniamo qualcosa. Sul guidato il Comenda domina. Final lap ormai. Final lap veneziano. Final lap veneziano. Corsi quarto, mamma mia. Quanti sorpassi in MotoGP però. Corsi ritorna terzo. 1,8 di vantaggio. Basta guidare come il solito ed è fatta. Ecco, appena detto, sbavatura veneziana. Dai ragazzi, teniamo duro. Da chi può arrivare la prima vittoria? Caduto Olive. Tramezzino, tonno, Olive è caduto. Dai veneziano. 1 e 2, perdiamo un po' nel primo settore. C'è un po' di paura adesso, lo ammetto. Sarebbe troppo bello vincere in casa, ma stiamo buoni. Stiamo in silenzio. Attenzione. Questa l'ho presa bene. Uno e 5 di vantaggio. Bravo. Calma, calma. Relax. No, adesso, mamma mia. No. Mamma mia, due sbavature imperdonabili. Corsi ritorna secondo intanto, incredibile. Pilota fenomenale questo qua, ragazzi. Merita Corsi il mondiale comunque. Dai che manca l'ultima curva e possiamo festeggiare. Dai, calma, rettilineo finale. Il vantaggio c'è. Attenzione, ultimi metri separano il Comendone veneziano da un successo meraviglioso. Primo successo per il veneziano. Guardalo che festeggia. Prima posizione, quanto godo Libidine pure, ragazzi. Libidine pure. Il Comendone vola al quinto posto a 65 punti, possiamo ancora arrivare terzi. Grande veneziano. Adesso, ok. 2 upgrade anche in freni. Boh, me ne frega un cazzo. Ok, la prossima è Catalogna, Barcellona. Ok ragazzi, ci vediamo ragazzi, seconda pole consecutiva, terza assoluta. Vado a 35 millesimi, dominio proprio, sono in forma ragazzi. Mi sta gasando, oh, nuvoloso. Sarebbe bello vincere la seconda gara, fioi. Comincio a vedere i primi upgrade alla moto, Però questi sono anche tracciati favorevoli al Comendone, lo sapete, dove il Comendone si refa fa sempre bei risultati, invece dove non si refa è una pippa obesa. Dai che possiamo vincere la seconda gara. Dai veneziano. Nuvoloso ragazzi, molto nuvoloso qui a Barcellona. Mamma mia. Non vedo l'ora ragazzi di vedere MotoGP 2013, spero. Ecco, no, perché parli Comendone? Se c'è la telecronaca di Guido Meda, però no. Non so, sinceramente la telecronaca di Guido Meda spacca troppo, quindi i commenti saranno veramente ridotti al minimo. Attenzione. Mi sembrava impossibile dominare come al Mugello. Oh, Espargaro, quello dell'incidente mostruoso.
Mamma mia. Ma arca puttana. Il comandone ha perso un po' di posizione. Si è un attimo distratto. Concentration, please. Concentration. Siamo finiti al sesto posto. Un sesto posto beffardo. Io ti ritirino, siamo una pipa. Devo uscire bene da sta curva. Cosa si è inventato il comandone? Vai, sfruttiamo la scia. Siamo più veloci adesso rispetto alle prime gare. Dai. Dai, questo è il nostro punto favorevole. Non prendere l'erba però, venezianone. Speriamo di non beccare più la pioggia, ragazzi, perché con la pioggia sono una pippa di proporzioni bibliche, cosmiche e interplanetarie. Piccolo scontro con Olive. Attenzione al tramezzino. Prova all'interno, il comandone ce la fa. Attenzione, Corsi va fuori pista, ma si salva. Che culattone, mamma mia. Il leader del mondiale. E qua il comandone fa una curva da fenomeno e si riavvicina ai primi. La prima posizione però sembra dura. La moto non sembra velocissima in questo tracciato. Mamma mia, mi butta fuori uno stronzo. Chi era? Porca mignotta. Poi riesco di fare pochi punti, Dalla pole position un nono posto beffardo. Adesso in questo ancora! Si cazza anche! In questo ultimo giro devo tentare il tutto per tutto. Mamma mia che gare però! In 125, tiratissime! Dai, sfrutta la scia! Ciao Terol! E adesso dobbiamo provare il miracolo veneziano. Devo tirare al massimo. Come l'ho presa questa? Come l'ho presa? Come ho preso sta curva, ragazzi? Mamma mia. Mamma mia. Mamma come l'ho presa. Bravo. Dai, possiamo fare il miracolo all'ultimo giro. Dai, calma. Relax. Dai che siamo vicini, sarebbe bello arrivare al podio. Calma, gran calma, comandone. Mamma mia che duello. Mamma che duello. Possiamo arrivare ancora a secondi. Una rimonta che ha dell'incredibile all'ultimo giro. Peccato però si partiva in pole, ma pazienza. No, dai, no, almeno terzo, se è bello arrivare al podio. No, che cagata! Che doppia cagata! Dai che la prendiamo meglio sta curva. Proviamoci almeno, proviamoci all'ultima curva, un secondo posto è bellissimo. Proviamoci. Dai, non frenare Comenda, dai. L Rossi cade e il comandone c'è. Il marchetto c'è. Secondo, cazzo. Ed era loro l'ultimo giro e vaffanculo. Sì. Che gara emozionante, fioi. Che gara, vince di meglio. E siamo quarti, fioi. Madonna, che mondiale il primo anno, ragazzi. Che mondiale il primo anno. Adesso traction. Perfetto. E ho già due macchine che mi vogliono in 250. Che bello.
No, ma quest'anno me lo voglio finire in 125 però. Cioè, anche se non vinco, però almeno voglio finirlo. Però poi andiamo in 250 che se non vinciamo chi se ne frega, voglio bruciare le tappe. Il comandone brucia le tappe. Che mondiale, ragazzi. Oh, adesso andiamo a Silverstone, no? Cos'è Donington? Cazzo è? Vediamo. Vabbè, siamo quarti, questa è una gara sfavorevole. Ragazzi, si parte col 14° tempo, non male, dai. Donington Park, questa è la gara in realtà che ho fatto una super gara con Damon Hill nella mod 93, cazzo. Col duello con Ayrton. Vai. Vai ragazzi, tentiamo di fare una bella gara anche qua, siamo in un momento positivo. Occhio. Brutta curva questa, presa molto male. Sulle moto è più difficile sta gara, Che rischio. Dai Marchetto, andiamo a punti, questo è l'obiettivo. Tra i primi 10 almeno. Intanto, dopo vediamo. Dai che invece il comandone può puntare anche al podio se vuole. Così in 125 siamo tutti attaccati, quindi può succedere di tutto. In bene e in male, cazzo. Mamma mia, ho rischiato veramente l'incidente qua. Sportellate meravigliose. Mamma mia, mamma mia. Bandiera gialla intanto. Caduta per Tonno Olive. Caduta per il tramezzino. Gara difficile. Se arrivo tra i primi 10 sono contento ragazzi. Fa fatica il comandone a Donington. Non è proprio una gara favorevole al comandone. Dai, crediamoci però. Beh, questa l'ho presa proprio bene, cazzo. Dai, cazzo, spingi sta KTM di merda. Dai, dai, dai. Porca miseria. No, questa l'ho presa da fenomeno. Mamma mia cosa ho fatto. Mamma mia cosa ho fatto. Gran calma comandone, gran calma. Questa invece l'ho presa malissimo. Dai, siamo secondi. Caduta per Tamalxi. Chi sei io sto qua? Mai sentito. Attenzione, Smith mi supera bene. Porca, che non è facile. Final lap. Tentiamo un altro miracolo come in gara, come a Barcellona. No, troppo larga, svegliati. Caduta di Gadea intanto. Caduta del piccolo Gadea. Bravissimo. Comunque ragazzi l'obiettivo è vincere in MotoGP, non vincere né in 125 né in 250. Appena ho la possibilità me ne vado, Io voglio diventare il re della MotoGP e poi non ho tanto tempo perché tra poco esce MotoGP 13, appena esce il 13 chiaramente lo nerdiamo alla grande ragazzi. Di meglio il primo vuole vincere la seconda gara consecutiva, Io se arrivo secondo me la godo alla grande, sono proprio in forma strepitosa. Quante cadute ragazzi, Nakagami.
Madonna. No, calma. Se faccio il miracolo all'ultimo giro, ciao. Pipponi da Tori Black. Pipponi dalla piccola Tori. Calma. 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 No. Calma. Calma. Siamo all'ultima curva. Siamo alle ultime curve. No, non ce la faccio. Purtroppo non ce la faccio. Vabbè. Ho avuto un po' di paura, lo ammetto. Per arrivare al secondo posto. Sì! Grande il Comendone. Grande risultato. Madonna che gare che ho fatto, fioi, che sport. Bella. Il Comendone vola al terzo posto a 105 punti. I primi due sono irraggiungibili. Però grande, grande Comendone. Grandissimo. Buono raga, è andato questo video. Miglioriamo. No. Vabbè, facciamo ora sempre in due, puoi andare. Speed, ok. Guarda quante. Che sporo, ciao fiori. Guarda, ormai 135 tutti mi vogliono, Ok. Potrei cambiare però moto in 100. Potrei fare 125 però cambiando moto. Adesso vediamo. Boh, prossimo circuito Assen. Un bel circuito. Raga, stiamo andando alla grande. Siamo terzi in classifica. Un saluto dal Comendone veneziano. Ciao!